Siamo con Gabriele Tiella, il coach del Breganze. Intanto complimenti per questa vittoria, non era facile il Palarignani, ci siete riusciti, imbattuti, primi in classifica, obiettivo raggiunto. Sì, era una partita difficile, lo sapevamo, l'abbiamo preparata non con largo anticipo, diciamo, negli ultimi giorni, perché abbiamo dovuto impostare gli allenamenti nella pausa invernale in una certa maniera. Però sono soddisfatto, i ragazzi hanno recepito abbastanza le indicazioni che sono state date e hanno dato prova di carattere e di saper soffrire in campo. Per vincere qua bisogna. E infatti abbiamo notato come a livello mentale avete gestito bene i momenti topici quando Scandiano era rientrato in partita, quando una volta in svantaggio è tornato ancora a farsi sentire, e avete gestito bene i momenti topici, soprattutto anche negli ultimi minuti quando poteva crearsi un po' di confusione. Sì, esatto, poi gli ultimi minuti, proprio in questo momento di difficoltà comunque creato dallo Scandiano che ci pressava, ho inserito il capitano che non stava benissimo, l'ho sfruttato nel momento che serviva, diciamo, ecco, per blindare un po' la difesa, e ci è andata bene. Dopo il portiere ha fatto bene, la difesa ha retto e quindi siamo riusciti. Ecco, sarebbe stato meglio aver fatto qualche punizione di prima, così arrivavamo un po' meno corti all'ultimo minuto, però va bene, dai. È stata comunque una bellissima partita, come sarà un bellissimo campionato, l'abbiamo sempre detto, equilibrato, lo sanno tutti. Voi siete lì in testa, meglio essere lepre o cacciatore? Ah no, meglio essere davanti sempre. Grazie, in bocca al lupo per il futuro. Grazie a voi. Grazie.